Perché vai en l'iniziativa del PVLG all'abolizione delle taxes da radio e televisione? En la Constituzione federale è scritto che gli emettori di radio e televisione devono contribuire alla derasazione di formazione e cultura, sostenere la formazione libera dell'opinione e porgere divertimento. La Confederazione dà un certo numero di concessioni ed emettori di tutte le parti del paese che corrispondono a queste pretensioni. Emettori con una concessione hanno vis-à-vis emettori senza concessione vantaggi tecnici per la diffusione dei loro programmi. Più in avanti sostiene la Confederazione finanzialmente certi emettori con una concessione. Per finanziare queste expenses incassecha ella una taxa di radio e televisione. Per quai che questa taxa viene incassata dalla firma Bilac, discorre in savens della taxa de Bilac. La taxa sta venir pagata per ciasada. Ella importa 451 francs per ciasada ad on. La taxa per interpreses dipende dals apparati di recepzione e che quels vengono utilizzati. A partir dal 2019 dati differenti midades. Queste midades chattesti in easyvote.ch. L'anno 2016 hanno incassato con la taxa var 3,37 miliardi francs. Var 61 milioni francs delle entrate hanno survenuto differenti radios locali ed emettori di televisioni regionali con una concessione. La grande parte delle entrate ha survenuto la Società Svizzera di Radio e Televisione, curt la SSR. L'anno 2016 ha la survenuto var 1,24 miliardi francs. La SSR maina in tutte le regioni linguistiche differenti emettori di televisione e di radio. In Svizzera romancia gestionesce ella per esempio RTR. La SSR finanziesce var 75% de sies extrades con le entrades della taxa. Ils ulteriors 25% finanziesce ella con altre entrades, sco per esempio la reclama. Che se mi das? Se l'iniziativa viene accettata, ne dasce la Confederazione incassare gines taxes de radio e televisione pli. Quai vuol dire che cesades ed interpreses ne stan bec pli paiar questa taxa. Quai ha per conseguenza che la SSR ed ils differents radios locals ed emettori de televisione regionals ne vengono bec pli sostegnits finanzialmente dalla Confederazione. In temps de pace, ne dasce la Confederazione era bec sostegnare finanzialmente e in altra moda o gestionare senza emettori de radio e televisione. Più avanti indianta la Confederazione de nuovo regolarmente le concessioni che portano a vantaggi tecnici per gli emettori. Quali sono gli argomenti degli aderenti? Grazie all'iniziativa, nelle chiesades bec pli sforzades da pagare 450 francs per la taxa. Ellas vengono discergiadas e ponsezzas cerner, perché ellas volen dar ora ils danès. Se la taxa viene abolida, statano a disposizione delle chiesades e delle interpreses circa 1,37 miliardi francs per altre chiausas, quai gi dell'economia pubblica. Oz è la SSR dipendente delle taxes e della Confederazione. Con l'iniziativa diventa la SSR politicamente più indipendente. Quali sono gli argomenti degli avversari? In una grande parte della purgida de dots ne ponins bec finanziare sulettamente con la reclama. Senza le taxes è l'esistenza della SSR ed altri emettori periclitada. L'iniziativa mette in priva la varietà di media in Svizzera. Quella è però importante per la formazione dell'opinione e per la nostra democrazia. L'iniziativa fa don specialmente in le regioni periferiche. Per pochi abitanti e per pochi abitanti che in regione A è più grave che gli è da finanziare in emettori ma con la reclama. Se ti vuoi che l'iniziativa del PVLG all'abolizione delle taxes di radio e televisione venga accettata, l'ora votesce GEA. Se ti vuoi che la venga refusata, l'ora votesce NA.